proporre un piccolo drink, un piccolo assaggio sfruttando quelli che sono i sapori di questa terra, i suoi profumi. Bene, quindi abbiamo a disposizione il carbone come amaro digestivo soprattutto, ma io vi proporrò un aperitivo in modo da poter sviluppare quelle che sono le caratteristiche di un semplice amaro anche come aperitivo. Passo un attimo il microfono al mio collega che io lo... In questo momento sta andando a freddare delle flute per rendere il drink molto più fresco. Sta andando a inserire del ghiaccio all'interno dello strumento, che in questo caso è un mixing glass, che rispetto a un bicchiere semplice ha un semplice beccuccio per il quale verrà versato il nostro drink. Ora andrà a raffreddare anche lo stesso. Questo strumento serve esclusivamente per miscelare quei prodotti che hanno peso specifico simile. In questo momento sta scolando l'acqua in eccesso. E va a inserire il prodotto, che in questo caso è vodka. La vodka, che è un distillato di cereali che dà esclusivamente alcolicità al nostro drink. Inserito anche il carbone, ha inserito il terzo ed ultimo ingrediente, che è la vodka alla pesca. Va a raffreddare tutti e tre gli ingredienti, perché in questo caso non c'è necessità di andare a shakerare energicamente questi tre prodotti. Togliamo sempre il ghiaccio dalla flute, partiamo da sinistra a versare ogni flute. Questo tipo di servizio viene fatto per tutte le categorie di drink, cioè andare a mettere metà dose in ogni bicchiere e per poi completare l'altra metà rimanente. In questo caso Piero ha inventato un pre-dinner che ha come caratteristiche secco e alcolico, deve stimolare l'appetito. Va a fare la decorazione. E va a inserire questa tecnica che si chiama il twist di limone, cioè sono gli oli essenziali che cadono dalla buccia verso il drink. Farei un applauso a Piero che ha eseguito il drink. Magari se vogliamo, tanto facciamo complimenti alla Federazione Italiana Barman per questo primo momento. Mario sta raffreddando i bicchieri dentro le flute. Dico bene, Mario? Perfetto. Quindi preparazione preliminare è raffreddare il bicchiere. Successivamente ghiaccio bello cristallino. Eccoli pronti, caffè lunghi. Adesso sta raffreddando anche lo shaker. Zucchero semolato. Perfetto. Il caffè è già pronto. Andiamo a versare direttamente nel Boston.
2 caffè espressi, perfetto. Con lo strainer scoliamo l'acqua del ghiaccio che già si è sciolto. Andiamo a coprire direttamente il Boston. Shakerata, vai. Perfetto. Vuotiamo i bicchieri raffreddati precedentemente. Andiamo a servire il caffè utilizzando lo strainer. Perfetto. Caffè. Mentre dico a Leonardo di avvicinarsi piano piano lateralmente e di portare un caffè shakerato alla postazione dell'azienda dei formaggi, Occhi Pinti. Ecco il momento della mozzarellina. L'immersione della ciliegina di mozzarella dell'azienda Occhi Pinti. Penso che sia un ottimo binomio, caffè e ciliegina di mozzarella. Grandioso, un applauso per la Federazione Italiana Barman. Caffè shakerato con ciliegina di mozzarellina. Complimenti veramente. Va bene, allora il mio collega procederà nella preparazione di un semplice frozen in maniera un pochettino alternativa con i prodotti che abbiamo a disposizione. E quindi normale prassi, diciamo, raffreddamento dei bicchieri come di consueto. Il bicchiere freddo permette sempre di mantenere il drink più fresco, più a lungo e quindi permette al cliente di poterlo gustare in maniera più tranquilla, senza doverlo bere, senza che si scaldi. Anche un po' lo metto in bocca. Quindi il frozen effettivamente è un cocktail fresco, richiede l'utilizzo di un blender, un macchinario ad alta velocità che permette la frantumazione completa del cubetto di ghiaccio e quindi una specie di, diciamo, di spuma che viene bevuta e sorseggiata, sempre fresca. Non lo so, una mi ha portato era buonissimo. Prima di tutto, diciamo, nella campana del blender vengono inseriti gli ingredienti, per ultimo il ghiaccio. In questo modo abbiamo le dosi esatte per quanto riguarda la nostra miscelazione nella quantità di bicchieri desiderati. Il ghiaccio potrebbe portare anche a ingannare l'effetto visivo della quantità. Che ingredienti stiamo utilizzando? Intanto ho usato dell'arancio fresco, ho usato dei succhi di frutta, poi ho utilizzato come base alcolica della vodka, un po' di vodka alla pesca, dove il distillato base tende a dare una struttura di corpo, il liquore aggiuntivo tende a dare un aroma. Queste sono delle postazioni che voi utilizzate per delle manifestazioni? Queste sono postazioni mobili che utilizziamo tranquillamente, quelle che possono essere varie manifestazioni, esposizioni o anche se fosse richiesto un tipo di servizio tipo catering, è utilizzabile al 100%. Quindi per tutti gli eventi che possono essere. Qualsiasi cosa è trasportabile tranquillamente, non ha un peso eccessivo e è completo delle vasche sia per il ghiaccio che per la frutta che per qualsiasi cosa accessorio. Abbiamo anche una vasca supplementare che non è visibile da fuori, dove noi teniamo una specie di vasca americana dove sono messe le bottiglie e quindi l'abbiamo subito a pronta presa. Bene, bene. Nel video si vede? Sì? Nel maxi schermo? Sì. Come? Nel video si vede, sì. Certo, sicuramente. È normale la reazione che c'è dell'utilizzo di frutta fresca nell'avere una specie di schiuma all'interno della campana. Maggiormente addirittura utilizzando l'ananas fresco, perché proprio l'ananas tende a montare in maniera indescrivibile, quindi ci porta anche a poter sballare le dosi tranquillamente.
Ricordiamo il nome del cocktail? Siracusa Nord. Beh, un bel omaggio allora per Siracusa sicuramente. Perfetto, un applauso. Ringraziamo Mario della Federazione Italiana Barman. Allora, 2 caffè ristretti in una tazza grande. Vediamo di prepararli velocemente con Andrea Antonelli che si produce in un... Sì. 2 espressi velocissimi. Solito procedimento di raffreddamento dei bicchieri. Naturalmente potete seguire il particolare sul maxi schermo. In questo momento sta andando a freddare, a mettere del ghiaccio all'interno della campana di acciaio, in questo caso un Boston, che serve esclusivamente per miscelare quei prodotti che hanno lo specifico diverso. Ha raffreddato l'acciaio. Vai 2 bustine di zucchero all'interno della nostra tazza di caffè. Distillato di vodka, elemento principale e ultimo elemento caffè zuccherato. Abbiamo utilizzato un prodotto Siracusa, Esatto. antico amaro siciliano, il carrubone, l'acqua in eccesso ed ecco che versa all'interno dell'acciaio gli ingredienti. Shakerata che deve essere breve ma intensa. Va a eliminare il ghiaccio dalle flute e a questo punto va a inserire va a completare con la decorazione, mi pare di capire, oli essenziali di arancio. E questo è pronto. Io questo gli do 10 lode anche senza assaggiarlo. Poi gli do 30 lode dopo che lo assaggiato. 110 lode. Potrei rifare un applauso. Grazie. Federazione Italiana Barman con sede dove? La sede rimane in Toscana, a Viareggio, nasce dal 2001, ha circa 1000 iscritti. Sul territorio qua in Sicilia? Qua in Sicilia stiamo mettendo piano piano le orme, Siracusa e Catania. Catania. Il resto della Sicilia è anche coperta? Stiamo cercando di coprirla piano piano. Anzi, volevo approfittare per i presenti di consultare il nostro sito federazioneitalianabarba.com per qualsiasi informazione e corsi di formazione. Porto anche saluti del presidente Roberto Giannelli.
Perché oltretutto no, Tommaso invece rappresenta, l'ho conosciuto per telefono, lo conosco solo per telefono, i contatti telefonici di Tommaso Lo Savio. Tommaso Lo Savio è il nostro segretario. Prossimi appuntamenti, siete presenti in qualche fiera prossimamente? Anno nuovo saremo a Carrara Tirreno CT, il concorso riservato a tutte le scuole alberghiere d'Italia.